Benvenuti, oggi è domenica 6 ottobre 2024. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 18:36. La luna si leva alle 10:26 e cala alle 20:14. Oggi si celebra San Bruno. Il nome Bruno ha origine tedesca e significa dal colore scuro. Ogni anno il 6 ottobre il mondo si unisce per celebrare la giornata mondiale della tavola pitagorica. La tavola pitagorica è una griglia di numeri interi disposti in modo ordinato. Ogni riga e ogni colonna contiene numeri interi disposti in ordine crescente. La magia della tavola risiede nella capacità di rivelare le relazioni tra i numeri e facilitare l'apprendimento delle operazioni matematiche di base, come l'addizione e la moltiplicazione. Si tratta di un'occasione speciale per commemorare non solo uno strumento matematico, ma anche l'eredità duratura di uno dei più grandi pensatori della storia, Pitagora. Sono 64 le candeline per la giornalista Paola Ferrari. Dagli anni 90 ha condotto i principali programmi sportivi della RAI, come la Domenica Sportiva, Dribbling e 90° minuto. Curioso il suo esordio, è stato Enzo Tortora a notarla e inserirla tra le centraliniste della trasmissione Portobello. Festeggia 58 anni la scrittrice romana Melania Mazzucco. Ha composto per anni soggetti e sceneggiature per il cinema e ha collaborato con l'Enciclopedia Italiana Treccani, per la quale ha curato il settore letteratura e spettacolo. Nella narrativa ha esordito nel 1992 con il racconto Seval. I romanzi Il bacio della Medusa e La camera di Balthus sono stati finalisti al premio Strega, ma il prestigioso riconoscimento è arrivato nel 2003 con Vita. Infine, oggi compie 51 anni l'allenatore ed ex calciatore catanese Orazio Russo. Col club rosso-azzurro ha giocato in 4 diversi periodi nelle 4 categorie professionistiche. Nel 1992 il mitico Paolo Rossi ha detto di lui: Orazio è rapido e col fiuto della porta, sui campi di calcio non se ne vedono molti come lui. La voce della violinista Ines Donarelli annuncia l'inizio delle trasmissioni radio della stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Questa la frase che darà inizio alla storia della radio in Italia, riservata all'inizio solo a pochi abbonati. Ma come si propagano le onde? Le onde sono oscillazioni, ossia fluttuazioni ritmiche, presenti in natura e si propagano da una sorgente in tutte le direzioni, purché non vi siano ostacoli sul percorso. La loro intensità si riduce con l'allontanamento dalla sorgente, in particolare seguendo la legge dell'inverso del quadrato. Per esempio, al raddoppio della distanza, l'intensità dell'onda si riduce di un fattore 4. Buona domenica ai 12, oggi un bellissimo aspetto di Luna e Venere congiunte strettamente in Scorpione crea nel cielo grandi passioni ma anche grande volontà di rendere solidi e sicuri gli amori. Ariete, il vostro cielo di sicuro non ama nulla sicuramente, ma il vostro Marte e le opposizioni di Sole e Mercurio non vi rendono la vita facile. Oggi potreste discutere con un amico per avere un punto di vista e un confronto su una situazione sentimentale che vivete. Toro, la vostra giornata oggi è caratterizzata dall'opposizione molto stretta di Luna e Venere ai vostri gradi. Molto probabilmente qualcosa di inaspettato e una sorpresa potrebbero avere luogo in questa domenica in cui l'amore potrebbe decidere di avere un comportamento non solito. Gemelli,
La giornata di oggi è una giornata che stimola ancora il vostro Giove, il vostro grande ospite, ad avvalersi delle grandi intuizioni di Mercurio. Molto probabilmente oggi preferirete parlare con più persone e anche confrontarvi amicalmente in un qualcosa di corale e di goliardico. Cancro, la vostra giornata oggi è molto interessante perché la vostra luna crea un magnifico aspetto di trigono con i vostri gradi, addolcendo Marte e in più convincendo anche Venere a seguirla. Ebbene, è una configurazione ottima, peccato semplicemente che Mercurio e Sole siano ancora in quadratura, quindi probabilmente non avete ancora la chiarezza o lo spazio necessario per poter parlare apertamente di alcune cose. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede la doppia quadratura un po' più esplicita di Luna e Venere. Rincarando la dose, le due signore dello zodiaco vi impongono assolutamente una certa calma con il partner. Dovreste confrontarvi molto serenamente su alcune cose per cui negli ultimi mesi non vanno dato modo. Vergine, la giornata oggi è una giornata che prevede una romantica configurazione di congiunzione tra Luna e Venere molto forte e che vivrete fino alla fine. Trovate il tempo e lo spazio per dedicarvi al partner e soprattutto per sentirvi rincuorati e rassicurati da un sentimento sempre crescente. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prova a dialogare con un Marte in maniera non troppo felice. Rivolgetevi invece al vostro pianeta Venere e la Luna, che oggi sono un po' più potenti del solito, peraltro anche con una buona notizia che riguarda voi, i vostri progetti e le vostre finanze. Sagittario, giornata oggi che prevede una certa presenza affettiva da un punto di vista interiore. Luna e Venere sono in 12ª casa, per cui dentro di voi c'è una ricerca di benessere spirituale, ma anche sentimenti che piano piano stanno maturando. È come se doveste trovare la persona giusta su parametri molto diversi dal solito. Capricorno, giornata oggi che prevede una Luna e una Venere che vogliono a tutti i costi che facciate meno lavoro possibile, meno impegni possibili e che vi dedichiate soprattutto all'amore. Probabilmente Marte vi può procurare delle problematiche ai denti o alla schiena. Cercate quindi oggi di dedicarvi anche al vostro benessere fisico. Acquario, una giornata oggi che prevede una quadratura abbastanza significativa di Luna e di Venere dallo Scorpione. Per quanto Mercurio e il Sole tenteranno di farvi razionalizzare, sapete bene che ai sentimenti non c'è logica che possa trattenerli o ostacolarli, sono già dentro di voi. Pesci, giornata oggi che vede questa stupenda Venere e la Luna stare dalla vostra parte. Proprio voi siete sicuri col vostro Saturno e Marte che il vostro amore è molto solido, lucido e passionale. È un momento di certezze emotive, sentimentali e professionali per voi, quindi godetevi questo momento. Il Moulin Rouge è una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. In principio era soltanto un vecchio mulino dalla parte alta di Montmartre, trasformato nel 1870 nel ristorante Moulin de la Galette, adibito anche a sala da ballo. Il successo di quest'ultimo catturò l'attenzione dei proprietari dell'Olympia, storico teatro parigino, che lo trasformarono in un cabaret rinominandolo Moulin Rouge. Inaugurato il 6 ottobre del 1889, il locale fece subito scalpore per balli ritenuti all'epoca licenziosi, su tutti il famoso Cancan. Quando uno spettacolo o un evento giunge al termine, spesso il pubblico esita ad andarsene, sperando in un bis o in qualche ulteriore sorpresa. In inglese, per sottolineare che qualcosa è davvero concluso e che non ci saranno ulteriori sviluppi, si usa l'espressione
Elvis has left the building, che tradotta significa Elvis ha lasciato l'edificio. Sì, stiamo parlando proprio del leggendario Elvis Presley. Questa espressione ha radici reali. Il 15 dicembre 1956, durante una fiera in Louisiana, il promoter utilizzò questa frase per calmare il pubblico dopo un'improvvisa apparizione di Elvis durante un concerto. Da quel momento è entrata nell'uso comune. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Lars Lucidor nacque a Stoccolma il 6 ottobre del 1638. Fu un poeta e la sua raccolta postuma I fiori dell'icona lo rese celebre. Rimasto orfano di entrambi i genitori all'età di 12 anni, visse con i suoi numerosi fratelli a casa del nonno. Muovendosi tra diverse università, fu coinvolto in duelli tra studenti e a Lipsia partecipò a sommosse popolari che gli valsero alcuni mesi di carcere. Figura leggendaria per il suo tormento esistenziale e lo stile di vita zingaresco, finì la sua breve vita in modo tragico, trafitto da un colpo di spada dopo una discussione con un tenente. Nei suoi versi espresse la gioia di vivere e il terrore della morte, l'ebbrezza del vino e dell'amore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Vivere è cambiare. È questa la lezione che ci insegnano le stagioni. Quindi cambiate sempre, magari iniziate dal semplice taglio di capelli e continuate col cambiare le idee, gli hobby e le abitudini. Siete sempre in continua evoluzione. Arrivederci e a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata!